Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del nostro audio video giornale, prima edizione chiaramente, apriamo subito con un'ultima ora per dire che è stato ripescato intorno alle 14:30 il corpo senza vita di un uomo di 69 anni per la precisione. Si tratta di un pescatore di Sistiana che è deceduto all'interno della propria imbarcazione mentre stava pescando al largo del Golfo di Trieste. Ha lanciato l'SOS, ma purtroppo inutili i soccorsi. In questi minuti la barca è stata portata a riva e sul posto stanno operando anche i sanitari per il trasbordo successivo all'obitorio dell'ospedale di Catinaro. Ulteriori notizie nel corso della giornata. E adesso cambiamo argomento e parliamo di mare con il prossimo servizio. Interessante questa mostra che riguarda tutti i microrganismi del nostro golfo e di tutti gli oceani, è un'esperienza da divulgare per sapere appunto dove viviamo e perché abbiamo queste condizioni climatiche e perché stiamo andando incontro ai cambiamenti climatici. È giusto che la regione di questa sia parte attiva, anche perché andiamo incontro a quelli che nei prossimi mesi saranno gli stati generali dell'ambiente di tutta quest'area geografica del Golfo di Trieste e della Mitteleuropa, per arrivare a condividere quello che è non solo il nostro mare, ma la nostra area, il nostro territorio che è senza confini, lo ricordiamo, e quindi andare a pensare quello che sarà il futuro delle nostre generazioni partendo proprio dall'elemento principale della vita, che appunto è l'acqua e il mare. Bene, questo si inserisce in quella che è ormai una vera e propria rivoluzione culturale in campo ambientale, è bene che tutti siano consapevoli, tutti partecipi di questo importante cambiamento, rivoluzione appunto, che sta avvenendo a livello planetario. Un'altra ultima ora per dire che il corpo senza vita invece di una donna è stato ritracciato intorno alle 10 di questa mattina lungo il fiume Tagliamento tra Latisana in direzione Lignano. Il corpo è stato recuperato, in corso in questi minuti l'autopsia anche per chiarire le dinamiche del decesso, ma soprattutto per risalire all'identità della donna. E adesso cambiamo argomento e parliamo di iniziative finanziarie in Friuli Venezia Giulia, inquadrata l'assessore alle finanze Barbara Zilli, che è intervenuta alla seduta della prima commissione in Consiglio regionale per illustrare i contenuti del pacchetto accise dell'Unione Europea, che di fatto modifica la direttiva comunitaria relativa al regime generale in materia di entrate derivanti dalla vendita dei carburanti, dell'energia elettrica e dei tabacchi. Nel bilancio della regione Friuli Venezia Giulia, specificato Zilli, nel 2020 le accise hanno prodotto complessivamente 237.708 milioni di euro di entrate, 106,18 milioni di euro derivanti dalla vendita dei carburanti, 94,86 milioni di euro ricavate dalla vendita dei tabacchi e 36,75 milioni di euro provenienti dall'erogazione dell'energia elettrica. Un ammontare complessivo che nel 2020 è diminuito rispetto all'anno prima per quanto attiene alle entrate derivanti dai carburanti per effetto chiaramente della pandemia da Covid-19. Importanti novità per chi viaggia in treno, perché da sabato scatta l'orario estivo, per dire che 4 nuove vetture dedicate al trasporto bici per favorire il cicloturismo e fermate aggiuntive delle Frecce nelle stazioni di Latisana, Lignano e Cervignano Aquileia Grado per i turisti diretti nelle località balneari della nostra regione. Sono alcune novità introdotte da Trenitalia con l'orario estivo in vigore dal 13 giugno prossimo e pensate per i turisti amanti della bici.
L'offerta estiva dei treni regionali in Friuli Venezia Giulia vede confermati tutti i convogli circolanti in regione. Inoltre, sulle corse maggiormente frequentate saranno in servizio 4 carrozze rinnovate e attrezzate per il trasporto complessivo di 128 bici. Le vetture saranno dotate degli accessori necessari dagli amanti delle 2 ruote, varchi di accesso migliorati, rastrelliere, cinghie di sicurezza e prese di corrente per la ricarica delle biciclette elettriche. Un nuovo servizio sarà messo a disposizione lungo la ciclovia Alpe Adria. Il sabato e la domenica 16 treni regionali attrezzati al trasporto bici circoleranno fra Trieste, Udine e Tarvisio, ciascuno con almeno 30 posti bici garantiti. Una delle vetture attrezzate al trasporto di 64 bici sarà invece in servizio tutti i giorni su 6 convogli fra Trieste e Venezia via Porto Gruaro. Dal 13 giugno verrà attivato anche un nuovo servizio intermodale treno-bus in collaborazione con Arriva Udine che collegherà la stazione di Latisana con Lignano e Bibione. 50 corse giornaliere, sarà operativo fino all'11 settembre prossimo. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra edizione dell'audio video giornale. Chiaramente tutte le novità e le notizie nel corso del pomeriggio attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Non resta che ringraziarvi come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.